Scatman's World. Veneziano, ragazzi, vai di Liverpool, Chelsea, 8 novembre 2014. Andiamo. La squadra c'è. Sarebbe importante fare la vittoria contro José Mourinho, però è chiaro che non è semplice perché José è un porco. E andiamo, vai. Oggi sfida per la prima volta i suoi ex compagni, un po' una battuta Sì, del cuore. per Ramirez Interessante è la vedere prima come si, volta con l'avversario, vai. contro la sua vecchia squadra. Gerrard. Attenzione Gerrard Ci sono subito. metri a disposizione. Gerrard vede Mario. No, Sturridge, scusate, non ci credo. Non ci credo, Sturridge subito se l'è mangiata. Fine partita, comunque era 0-0 giusto. Si ripartirà dunque con la rimessa laterale per il Chelsea. La voce che Mourinho ha il culo all'ultimo secondo, fa sempre gol. Cahill. Obi Mikel. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Occhio ragazzi. Diego Costa. Uno. Portiere che blocca. Bravo Migno, bravissimo. Perché anche un pareggio ci può stare, con una big come il Chelsea ci può anche stare. Almeno non scappa via il Chelsea. Occhio al Chelsea. Hazard, Eden, il frutto dell'Eden se ne va. Madonna, grazie Migno. Grazie Migno. Permettimi di incorniciare la prestazione di questo portiere. Skirtle. Che casino è, il Chelsea vuole segnarla. Buttiamola via ragazzi. No. Evita il tackle. Occhio alla botta. Guarda che culo. Finisce qua ragazzi, 0-0. Va bene, partita contro il Crystal Palace. Speriamo bene, turnover veramente devastante nel Comendone perché dobbiamo assolutamente far riposare i giocatori. E questa bisogna vincerla, no? Cioè proprio in maniera no tranquilla di più, vai. Crystal Palace, Liverpool. Che oggi vuole trovare la vittoria che le è sfuggita nel match interno. Vai Salvio. L'ultima gara, quella pareggiata in casa con... E c'è l'intervento. Fallo. Diluvio. Dai Lallana. Murato dalla barriera. Buono a spazio, prova. Gol del Crystal Palace, incredibile. Guarda che gol di merda, che presero tranquillo. Incredibile, 1-0 Crystal Palace. Salvio. Morini se ne va. Perde palla. Rigore. Calcio di rigore per il Liverpool. Grande Morini, lasciato solo è rosso. Buono, buono, la partita è cambiata. Dai Fiori. Vai Borini. Vai Borini, ti prego. Vai Borini. E c'è il gol del Bori. Grande Borini, 1-1. Rigore calciato con sicurezza. Palla che finisce in rete. Grande Bori. Nessun nervosismo, le gambe non gli sono tremate ed è riuscito a battere il portiere. Siamo di nuovo in Coutinho. Attenzione. Salvio. Salvio! 2-1, ribaltato tutto. Grande Salvio. È arrivato dunque il gol del Liverpool ed è un gol pesante sul finire del primo tempo. Pesante, molto pesante. Sono curioso di vedere quale effetto avrà questa rete nella ripresa. Pochissimo angolo, tiro da posizione angolata. Grandi ragazzi. Lallana. Lallana se ne va. Lalla se ne va. Borini. Borini, si vede che sono indici. Borini. Coutinho. Coutinho gol. Grande caparbietà hanno voluto. Bravo Pippo Coutinho. Bravo. Sembra facile far gol del genere, ma bisogna annusare la pericolosità dell'azione. Lui c'era lì davanti, si è fatto trovare pronto al momento giusto. Bravi ragazzi, bravi. C'è cambio in vista per la squadra di campo. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sono schierati in campo i suoi uomini. Attenzione, gol. Ecco il tiro, palla che finisce all'altro. Tutto da rifare. Brutto rischio qua, Lallana. Coutinho. Ken.
Borini. Borini, guarda il buco che hanno. Vai Borini. Vai Borini. Prova ad andare, attenzione il pallone lì. Peccato. Buono, buono, ci siamo però. Coutinho. Coutinho. Addirittura la conclusione. Ha cercato di sorprendere il portiere dalla distanza, ma non è 3 riuscito punti a molto trovare la importanti, Difficile fare gol da lì. La conclusione si è spenta Questo abbondantemente. Liverpool, anche quelli di serie siamo riusciti a vincere, comunque è chiaro, insomma, contro il Crystal Palace era anche favorito, però l'espulsione mi ha agevolato molto. Onestamente senza espulsione non lo so. Forse avrei dovuto mettere Sturridge e gli altri. Ma guarda che rischi. Maria. Fischia, arbitro, andiamo a riposarci, andiamo a casa. Si va a vincere, grande vittoria del Liverpool, molto bene. Eccolo il fischio finale, vittoria del Liverpool. Bravi, ci li ha massacrati comunque. Adesso abbiamo la Champions, se dipende da noi basta un punto. Prima di vedere la Premier League. Siamo al 4º posto, una partita in più, abbiamo 21 punti. Beh dai, siamo messi bene, a meno 3 dal Chelsea. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.